Non ho mai sottratto neppure un euro dalle mie società, ho sempre cercato di salvare le mie aziende, anche nei momenti più duri. Le banche ci hanno azzerato i fidi e aumentato il tasso di scopertura per le imprese del gruppo è stato un colpo mortale. L'imprenditore Giuseppe Burgio, arrestato il 27 ottobre dell'anno scorso con l'accusa di avere provocato una bancarotta fraudolenta da 20 milioni di euro, ha chiesto di essere sentito e rilasciare spontanee dichiarazioni e così si è difeso su tutti i fronti per quasi 3 ore. L'imprenditore difeso dall'avvocato Carmelita Danile a più riprese è stato bloccato dal presidente della seconda sezione penale Luisa Turco, perché l'imputato può solo precisare aspetti di fatto e non valutazioni di diritto. Burgio con garbo ha replicato chiedendo pazienza, sono in carcere da 11 mesi, vorrei difendermi, ha detto. Alla fine il compromesso è stato quello di rinviare alla successiva udienza la prosecuzione dell'audizione di Burgio. L'ex re dei supermercati ha replicato punto su punto alla deposizione fatta all'udienza precedente da Giuseppe Lentini, curatore fallimentare della Gestal, una delle aziende al centro del presunto crack. E lo ha fatto attaccandolo senza mezzi termini, accusandolo di superficialità e visione approssimativa delle cose. Poi si è scagliato contro l'Unicredit. Alcuni funzionari, ricordiamo, sono imputati in un processo parallelo, quello attualmente in corso, e di Giuseppe Burgio, per alcuni rapporti finanziari che a suo dire avrebbero mandato in sofferenza le sue aziende. Il curatore dice che ho drogato il fatturato facendo ricorso all'indebitamento. Si tratta di un'operazione finanziaria indispensabile e del tutto legittima che fanno tutte le aziende per tentare di sopravvivere in un periodo di crisi spaventosa. Una delle principali accuse riguarda la distrazione di 6 milioni di euro dalla Gestal attraverso una serie di operazioni fittizie. Burgio spiega: non ho intascato un euro di quei soldi, sfido chiunque a dimostrare che sono finiti nei miei conti correnti. Anche in questo caso ho cercato di fare sopravvivere l'azienda attraverso il trasferimento di un debito. L'imprenditore aggiunge: il transito di fondi da un'azienda all'altra è indispensabile per un gruppo imprenditoriale. Non ho distratto un euro dalle mie società. Burgio aggiunge: le nostre aziende, al contrario, hanno subito operazioni finanziarie illegittime da parte di Unicredit, che con una delibera mai vista ha dichiarato la decadenza dei fidi e aumentato tutti i costi di scopertura. Per noi è stato un colpo mortale, tutti i redditi aziendali sono crollati. L'imprenditore ha smentito inoltre di aver distratto circa 700.000 euro dalla cassa contanti della stessa Gestal e ha detto di averla trovata vuota, indicando un suo collaboratore come possibile responsabile. Sono subentrato nell'amministrazione della cassa solo 2 mesi prima del fallimento dell'azienda. Dopo la sua lunghissima difesa è stato ascoltato il commercialista Salvatore Grisafi, curatore di un'altra impresa del gruppo, la Ingros. Si torna in aula il 23 ottobre prossimo.